Alcuni dei tuoi rilevatori esterni fanno scattare l'allarme quando passa un camion? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Mi capita spesso di intervenire su impianti, di essere chiamati da persone che lamentano ripetuti allarmi nei rilevatori esterni provocati apparentemente dal passaggio di un camion. Eppure quel rilevatore è stato tarato, ritarato, il tecnico è intervenuto varie volte, ma senza risolvere il problema. Ecco, vediamo da che cosa è causato questo problema e come lo possiamo risolvere. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di rilevatori esterni molto simili a questo. Questo potrebbe essere uno, ma è solo un esempio per farti capire di che cosa stiamo parlando. Ebbene, questo tipo di rilevatore esterno molto in uso può soffrire di un problema simile a questo. Passa il camion, si ferma il camion della raccolta davanti a casa tua o passa un camion velocemente e ti fa scattare l'allarme. Eppure il raggio d'azione di quel rilevatore non arriva all'esterno della tua proprietà, ma sicuramente la tua proprietà è molto vicina alla strada sulla quale transitano questi mezzi. Solitamente parliamo di mezzi pesanti. Perché avviene questo nonostante la portata del rilevatore non possa nominalmente, leggendo i dati di targa, arrivare alla strada? Perché avviene ciò? Il rilevatore ha una portata in genere pari a 12-15 metri se parliamo di rilevatori come quello che ti ho mostrato un attimo fa, ma il ciglio della strada è a 15 metri, oppure il rilevatore è stato tarato a 4-8 metri e non arriva alla strada, oppure ancora il rilevatore è orientato in un'altra direzione rispetto alla strada e non può vedere la strada. Ma allora perché scattano? Quasi sicuramente stiamo parlando di rilevatori ad infrarossi passivi dotati cioè di una singola tecnologia, quella a rilevazione di infrarossi passivi. Perché questo tipo di rilevatore scatta al passaggio del mezzo pesante? Non è il rilevatore che arriva a vedere la strada, bensì la mole di aria calda che il nostro mezzo sposta verso l'interno della nostra proprietà e quindi verso quel rilevatore che fa il suo mestiere. Se scatta è perché ha rilevato una fonte di infrarossi passivi spostata verso di lui. Sicuramente ciò avviene nelle mezze stagioni o nelle stagioni più fredde e non succederà, quasi sicuramente non succederà in estate, quando cioè la temperatura in ambiente è più elevata e il nostro rilevatore non subirà la variazione tra temperatura ambiente e temperatura dell'aria spostata dal mezzo pesante. Come possiamo risolvere questo problema? In alcuni casi non era
opportuno installare quel tipo di rilevatore perché è talmente tanto vicino alla strada che proprio non può funzionare. In altri casi invece è sufficiente sostituire il rilevatore ed installare un rilevatore dotato di doppia tecnologia. Di doppia tecnologia abbiamo parlato sicuramente in altri video. Il nostro rilevatore ha due tecnologie in hand, ciascuna delle due tecnologie dovrà rilevare una perturbazione, gli infrarossi passivi per quanto riguarda l'infrarosso, il movimento di un corpo solido per quanto riguarda la microonda. Ecco che in assenza dell'end logico fra le due tecnologie non potrà esserci allarme. Spero di averti dato uno spunto sul quale riflettere, sul quale ragionare se ti sei trovato davanti ad un problema simile. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!